Quella di sabato a Cuppiano sarà una partita a sé stante, che va oltre il campionato, che va oltre una dimensione di questa stagione, secondo me, perché comunque come l'anno scorso ci mette di fronte delle compagini superiori e come a Merano abbiamo fatto una grandissima partita, secondo me faremo altrettanto bene a Chiuppano. Sarà totalmente nelle mani della squadra la partita, perché ho visto una squadra in ripresa soprattutto nel secondo tempo del sabato scorso, a livello psicologico prima di tutto, e ritrovando qualche energia fisica che abbiamo speso nei mesi scorsi, secondo me riusciremo a fare assolutamente una buona gara. Blankleder è soltanto una delle frecce nell'arco del Faventia. La partita di sabato tra Faventia e Chiuppano, io penso che se siamo arrivati a giocarcela con così pochi punti di distacco sia un demerito di entrambe le formazioni. Detto questo, io continuo a pensare che loro siano superiori a noi e tutte le pressioni saranno dalla loro parte. Noi ci proviamo come ci abbiamo sempre provato e sì, penso che sarà una partita molto fisica, oltre che da livello tecnico elevato, ma penso che la differenza la farà la fisicità, perché loro sono aggressivi, sanno anche portarsi l'arbitraggio dalla loro, sanno, perché lo dimostra come la partita dell'andata, nonostante sia finita 10-8, a poco dalla fine c'era un tiro libero sacrosanto per noi, non fischiato, e questa è la differenza tra una squadra giovane, ma più che giovane inesperta, e una squadra navigata di giocatori pronti e che sanno il fatto loro.